Buongiorno a tutti cari ascoltatori, siamo noi, i rami dell'ulivo, Tiziana, Brian? E Cristina. e siamo qui anche oggi con voi per commentare un versetto della parola di Dio. Vi ricordiamo che stiamo trasmettendo da Via Castelfranco Veneto 85/2 Pordenone, dalla Chiesa Fede Assemblee di Dio, Faith Assemblies of God. E vi rammentiamo anche l'orario della nostra funzione domenicale, che si svolge dalle ore 9 alle ore 11. E con questo desideriamo invitarvi a partecipare ad essa, così potremo stare insieme lodando il nostro Signore, ascoltando la sua parola e anche godendo della nostra conoscenza, della vostra conoscenza. Bene, detto questo, leggiamo insieme la parola di Dio, che oggi è tratta dal libro di Romani, capitolo 8, versetti 38 e 39. Eccoci, versetto 38. Io sono sicuro che né morte, né vita, né angeli, né altre autorità o potenze celesti, né il presente, né l'avvenire, né forze del cielo, né forze della terra, niente e nessuno ci potrà strappare da quell'amore che Dio ci ha rivelato in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. 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 Cari ascoltatori, care Tiziana e Brian, oggi abbiamo proprio questo versetto meraviglioso che Paolo scrisse quando si trovava a Corinto all'incirca nel 56-58 d.C. ai Romani, alla Chiesa di Roma. In quel momento la Chiesa di Roma era formata sia da ebrei osservanti che da pagani appena convertiti e quindi proprio per questo necessitava di alcune specificazioni dottrinali che questa lettera fa molto bene. In particolare questo verso che abbiamo presentato oggi, che oggi stiamo così semplicemente e umilmente meditando con voi, parla dell'amore del Signore. In questo verso è un verso che ci conforta, no, Brian e Tiziana, perché Sì. noi così umanamente per quanto amiamo il Signore, per quanto conosciamo il Signore che ha dimostrato il suo perfetto amore verso di noi, mandandoci Gesù Cristo che ha preso la croce al posto nostro, che è morto per darci la salvezza, per ricongiungerci al Padre, per fare in modo che questa relazione, interrotta dalle nostre trasgressioni, che non sono solo le trasgressioni che il mondo odierno oggi accetta, no? Perché a parte che oggi la parola trasgressione come la parola peccato non sono nemmeno accettati, no? Pensate quanto veramente purtroppo il mondo di oggi si è allontanato dalla presenza del Signore, che non ci dimentichiamo è un Dio d'amore, come ci spiegano questi versi, ma è anche, non ce lo dimentichiamo, un Dio santo. E di fronte alla santità del Signore non è il peccato, la trasgressione come la vogliamo identificare, non è solo rubare o uccidere, ma bensì trasgredire a qualunque dei suoi comandamenti. E quindi le nostre trasgressioni, che purtroppo noi umanamente siamo portati a commettere, avevano bisogno di un Salvatore. Questo Salvatore è Gesù Cristo, che il Signore ha mandato proprio per coprire quella trasgressione tramite il suo sangue, le nostre trasgressioni. Se noi riconosciamo i nostri errori e se noi lo accettiamo proprio come nostro Salvatore, possiamo ricongiungere questa relazione interrotta dai nostri
sbagli, questa relazione con il nostro creatore, questa relazione meravigliosa. In questi versi ci dice proprio Paolo, ci rassicura su questo amore, no? Che noi non riusciamo a capire fino in fondo perché siamo umani, il nostro amore è sempre limitato, è sempre, abbiamo anche parlato in altre puntate, no? L'amore del Signore è talmente grande che noi umanamente non possiamo capirlo, possiamo identificarlo, cominciare a identificarlo quando parliamo dell'amore di una madre verso il figlio, allora lì possiamo cominciare a identificarlo, ma l'amore del Signore è ancora più grande di quello di una madre. Qui ci viene detto che non c'è niente. Vogliamo rileggere Certo, Bria? Cristina, eccomi qua. Allora, 38. Io sono sicuro che né morte, né vita, né angeli, né altre autorità o potenze celesti, né il presente, né l'avvenire, né forze del cielo, né forze della terra, niente e nessuno ci potrà strappare da quell'amore che Dio ci ha rivelato in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Amen. Quindi, riassumendo questo versetto in maniera, scusate un po' spiccia perché è un versetto molto importante, però per tradurlo diciamo in maniera semplice, qui ci viene detto nessuna forza positiva, nessuna cosa positiva, non nessuna forza, scusate, come qui si parla anche di angeli, che comunque Sì. è una cosa positiva, e nessuna cosa brutta ci potrà separare nel bene né nel male, il bene sicuramente no, ma questo viene pronunciato per far capire che non c'è niente che ci possa separare dall'amore del Signore in Cristo Gesù. Amen. Quindi il Signore ha compiuto, andando alla croce, qualcosa che noi, anche pur conoscendolo, pur avendolo anche accettato come nostro Salvatore, non riusciamo spesso neanche a afferrare fino in fondo. Cioè questa salvezza che Lui ci ha dato non è solo la salvezza del ricongiungimento, no? Con il Signore, questo rapporto spezzato, grazie al fatto che noi, e se noi, perché questo è importante, accettiamo Gesù come nostro personale Salvatore, può essere ricongiunto. Quindi siamo ricongiunti al nostro Creatore grazie a questo sangue, e questo sangue permette che noi non dobbiamo avere paura di nulla, perché siamo ricongiunti al Creatore, al Signore dei Signori. E chi può essere più forte di Lui? Chi può avere più autorità di Lui? Se noi siamo in questa comunione, se noi siamo in questa situazione, non ci può accadere nulla, perché l'amore di Dio supera ogni cosa. Lui può abbattere ogni ostacolo. Brian, tu cosa volevi aggiungere, qualcosa? Sì, come dici tu, Cris, sono pienamente d'accordo, il suo amore batte ogni cosa. E come sappiamo, noi siamo in un matrimonio con il Signore Gesù Cristo, noi siamo la Chiesa e siamo la sposa e Lui è il nostro sposo. E come Chiesa, cioè io sono la Chiesa, tu ascoltatore, noi che siamo qua di Rami dell'Ulivo, siamo le Chiese, che formiamo la Chiesa, insomma siamo i templi dello Spirito Santo. Come ogni relazione però implica un impegno bilaterale, Certo. cioè non possiamo pretendere che solo Dio faccia e noi non facciamo niente, perché Dio ha già fatto per noi e ha dato tutto se stesso, ha dato il suo figlio unigenito a morire in croce per noi. Allora noi cosa facciamo noi? Allora noi dovremmo dire di sì e cominciare anche noi, se non lo conosciamo, o noi che siamo credenti, continuare a seguire
il Signore Gesù Cristo. Ecco, proprio che bella questa identificazione, no? Io ho parlato di una relazione meravigliosa, infatti Amen. abbiamo intitolato Amen. la puntata Una relazione meravigliosa, ma tu proprio hai centrato questa relazione meravigliosa chiamandolo matrimonio. Matrimonio. Ecco, penso che ognuno di noi, se si rendesse conto che vive in un matrimonio, dobbiamo rendercene conto di questo, forse starebbe più attento, no? Perché in questo verso Paolo si preoccupa di rassicurare i romani e quindi anche noi che oggi stiamo commentando questi versi, e anche voi cari ascoltatori, dell'amore del Signore. Il Signore ci ama in maniera incommensurabile, noi non lo possiamo neanche identificare questo amore, perché siamo umani, siamo portati a vedere il Signore come noi, e quindi noi pensiamo come quando abbiamo un dissapore con una persona o una persona ci fa qualcosa che non va, il nostro amore è sempre un amore così, diciamo, un po' anche derivato dalle situazioni, finiamo un po' per inclinare. Invece ci possono essere degli sbagli che noi facciamo, ci possono essere anche delle conseguenze degli sbagli che noi facciamo, ma l'amore di Dio è immutabile. Amen. E quindi qui ci viene proprio, Paolo ci sta rassicurando sul fatto che Dio ci ama e ci amerà sempre, ma c'è, come dicevi tu, Brian, una sollecitazione. Nulla vi accadrà. Leggi Certo, la parte finale. La parte finale, adesso la prendo. Allora, niente, nessuno ci potrà strappare da quell'amore che Dio ci ha rivelato in Cristo Gesù, nostro Signore. Finché noi rimaniamo in Cristo Gesù. Cioè, è vero anche che quando noi cadiamo e comunque ci allontaniamo e facciamo delle cose che non dobbiamo fare, Dio ci ama lo stesso. Però purtroppo, proprio perché c'è questa separazione, si viene a inclinare questo rapporto, Dio non potrà intervenire come vorrebbe, come è stato invece il suo intento, che il suo intento è stato sì quello di salvarci, ma anche quello di darci una salvezza totale nella nostra vita. Quindi, come dicevi tu, Brian, c'è bisogno che l'amore di Dio sicuramente è immutabile, però è fondamentale anche che noi facciamo la nostra parte e che non ci allontaniamo, che non lo rigettiamo, e direi anche che decidiamo di stare con il Signore, che è la cosa più importante. Quindi possiamo dirlo, in questi versi Dio dice che ci ama, che non dobbiamo temere cosa alcuna, perché la potenza della croce è una potenza salvifica, capace di superare ogni ostacolo, che copre ogni area della nostra vita, ogni area fisica, ogni area spirituale. Lui può rinsaldare, può far risorgere ogni situazione che sembra distrutta. Lui può ogni cosa, lui veramente ha una copertura, possiamo dire siamo sotto un ombrello finché siamo proprio nella presenza del Signore, ripeti tu Brian la parte proprio finale, nell'amore che Dio ci ha rivelato, nell'amore del Cristo Gesù. Dobbiamo stare attenti a questo, a non uscire da questo amore che si è rivelato in Cristo Gesù, perché se questo non accade, no, Tiziana, cosa possiamo dire? Che infatti noi in questo secolo viviamo in un periodo dove quasi tutto può essere garantito e coperto dalle compagnie di assicurazioni, furto, incendio, danni di vario genere, eccetera. Si può assicurare qualsiasi cosa ormai. E molti pensano che si possa con questo vivere tranquilli. Eppure
sottovalutano e trascurano la cosa più importante: mettere al sicuro l'anima in vista dell'eternità. Infatti, ognuno di noi dovrà un giorno comparire davanti a Dio. E a che varrà allora la nostra polizza assicurativa? Pure che abbiamo fatto una polizza da 100 miliardi di euro, non ci servirà a nulla, giusto? Giusto. Dobbiamo assicurarci invece di incontrare Cristo, quale nostro Salvatore, per mezzo della fede, nell'opera che Egli ha compiuto sulla croce per la nostra salvezza, come abbiamo detto più volte e lo ribadiamo perché è il fulcro di ogni cosa. E con questo riceveremo la certezza e l'assicurazione sulla vita eterna. Questa è la vera assicurazione a cui abbiamo bisogno. E quanto ci costa? Nulla, assolutamente nulla. E non ha scadenza, che noi sappiamo che ogni polizza terrena umana ha una scadenza. Ogni polizza, se non paghi la retta ogni mese, sparisce. Invece il Signore non mette scadenze e non ci fa pagare pegno, dazio ogni volta. Quindi è una cosa infinita, di un amore infinito, perché solo chi ci ama può darci la salvezza gratis. Amen. Quindi possiamo dire che veramente il mondo si preoccupa delle polizze, che facciano delle polizze importanti su tutte le cose, ma quello di cui si devono occupare è di avere la polizza dell'anima, no Tiziana? Prego, scusami se ti ho interrotto. No, prego. E la sola cosa che Egli ti domanda oggi è di accettare questo suo dono di grazia. La parola di Dio ci presenta tutte le garanzie per la nostra vita e la fede in essa ci consente di realizzarle. Quindi cosa aspettiamo? Che dubbi abbiamo ancora? Dobbiamo fare questa polizza. Amen. E direi ancora di più oggi, sentendo proprio te Tiziana, noi non abbiamo bisogno di rinnovare la nostra polizza perché il Signore alla croce ha già pagato, ma comunque è una polizza a cui dobbiamo lavorare ogni giorno facendo la nostra parte. E quindi cari ascoltatori, Tiziana, Brian, con il vostro permesso io mi sento proprio di pregare il Signore affinché ci dia la forza di continuare la strada che noi abbiamo cominciato, ma che invitiamo come ogni puntata anche te, caro ascoltatore, se non hai fatto questa esperienza, a cominciare, affinché questo matrimonio sia un matrimonio che il Signore vuole, perché il Signore vuole questo matrimonio, il Signore ci amerà sempre, ma noi vogliamo che questo matrimonio funzioni. Ecco, allora voglio pregare, desidero pregare insieme a voi affinché io personalmente prego per me, voi cari ascoltatori per voi, tu Tiziana, Brian, così qua che siete presenti, preghiamo veramente che il Signore ci dia la grazia, la forza, la capacità di far funzionare questa relazione meravigliosa. Sì, Signore, siamo qua davanti a te, Signore. Ancora oggi in questi versi ci hai illuminato, Signore, su quello che è il tuo grande amore per noi, Signore. Grazie per questo amore immeritato, Signore. Grazie per questa dimostrazione di amore eterno, quell'amore che spesso gli uomini cercano a destra e a sinistra nei posti sbagliati, Signore, ma che tu ci hai donato gratuitamente. Come ha detto la sorella Tiziana, questa polizza, questo
Questo amore, Signore, è un amore per cui non dobbiamo pagare, ma dobbiamo però impegnarci a far durare questo rapporto che tu hai costruito per noi, per cui tu hai lavorato per noi, per cui tu hai mandato il tuo figliolo Gesù per noi. Signore, dacci la forza, dacci la capacità, dacci l'intendimento, dacci il discernimento, Signore, affinché possiamo fare sempre la nostra parte. Vogliamo amarti, Signore, vogliamo fare la tua volontà, vogliamo che questa relazione funzioni. Signore, siamo solo polvere, abbi misericordia di noi, Signore. Aiutaci, rafforzaci, illuminaci, Signore, perché tu sei il nostro creatore, il meraviglioso, l'unico vero Dio. Grazie, nel nome di Gesù abbiamo pregato. Amen. Amen. E cosa possiamo dire, cari ascoltatori? La nostra piccola meditazione anche oggi è giunta al termine. Come sempre vi chiediamo scusa se c'è stata qualche piccola imprecisione nell'esposizione e niente, desideriamo come sempre lasciarvi i nostri recapiti affinché possano esservi anche d'aiuto nel vostro cammino con il Signore, in questa relazione con il Signore. Il primo numero di riferimento è il numero del nostro pastore al quale rivolgervi per ogni vostra esigenza spirituale. Lo troverete già in sovraimpressione, ma come sempre noi ve lo dettiamo. A te, Brian, il numero del nostro pastore? 389 681 2922. Il secondo numero è il numero al quale rivolgervi per la vostra richiesta di preghiera. Anche questo lo vedrete in sovraimpressione, ma lo affidiamo ancora una volta alla lettura. Brian. Eccoci, 340 74 35008. Amen. Beh, cosa possiamo aggiungere, Tiziana, Brian? Anche oggi il Signore ci ha aiutato a capire la grandezza del suo amore e ci ha esortato, però dobbiamo dirlo, io mi sono sentita esortata a fare la nostra parte in questo rapporto, in questo matrimonio, questo matrimonio. Sì, dobbiamo vederlo di più come un matrimonio, perché lo è scritto anche che noi siamo la Chiesa di Cristo, ma veramente usando proprio questa parola penso che anche la nostra mente, il nostro approccio può cambiare. Quindi, cari ascoltatori, vi auguriamo una felice settimana con il Signore e con la relazione col vostro Signore, col vostro Salvatore. Alla prossima settimana e che Dio vi benedica. Shalom. Shalom.